Cede l'asfalto e si apre una voragine. Oggi in via San Donà a Mestre è sospesa la linea del tram e istituito un senso unico alternato per 2 giorni. Domani nuovo sopralluogo del comune. Se è stato un tassista lo denunceremo. La rabbia della categoria per il video del motoscafo che sfreccia provocando moto ondoso e danni ai natanti ormeggiati. La raffica di furti, lo spazio, i bivacchi costanti, il carrozziere di Mestre scende in strada con i suoi dipendenti per protestare. Serve un presidio fisso di forze dell'ordine. Un dormitorio comunale e maggiori politiche sociali, così i membri del comitato di via Ullò a Marghera al comune per fronteggiare la criminalità e il grave stato di degrado in terraferma. Ascom lancia l'allarme, i furti a danno dei commercianti sono sempre più frequenti anche a Venezia e i numeri preoccupano. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il prefetto. La pioggia sta riducendo i livelli di PM10 nell'aria, ma i numeri registrati prima di questi giorni descrivono una laguna con livelli di inquinamento superiori a quelli della terraferma. Il dramma vissuto da Gino Cecchettin per l'assassinio della figlia Giulia è diventato un libro. Domani sarà a Padova per la presentazione. Le vendite del libro finanzieranno la Fondazione contro la violenza di genere. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli. In primo piano l'avete sentito, viabilità in difficoltà tra Carpenedo e Favaro. Un improvviso cedimento dell'asfalto in via San Donà ha rivelato una voragine per la quale è stata sospesa la linea del tram e istituito un senso unico alternato per almeno 2 giorni. Verrà sospesa la T1, dove ovviamente è già in questo momento in funzione il bus sostitutivo, ma abbiamo un problema di dover chiudere questo tratto di via San Donà e trovare un modo per bypassare il punto delicato. Già comunque è sufficiente a provocare l'immediata sospensione della linea del tram quel piccolo cedimento dell'asfalto di via San Donà in corrispondenza con l'incrocio con via delle Marmarole a pochi passi dalla fermata del tram Pasqualigo si è rivelato molto più grave. Le verifiche seguenti hanno scoperto una situazione tutt'altro che rassicurante. Sotto quell'asfalto c'è il vuoto. E da sotto si vede in maniera eloquente un'enorme voragine. Purtroppo questa voragine va da destra a sinistra del sedime stradale. Ci imporrà una scelta di chiusura anche della strada oltre che del tram finché non troviamo la soluzione al problema. È un momento difficile dal punto di vista di viabilità, questo non lo posso nascondere, speriamo adesso di trovare la soluzione sia per la viabilità ma anche per capire la ragione di questa voragine. La presenza stessa del tram testimonia l'importanza strategica di via San Donà nella viabilità comunale, arteria basilare della circolazione tra Carpenedo e Favaro. Nei momenti seguenti lo scoprimento della voragine si è cominciato subito a decidere una viabilità alternativa d'emergenza in attesa di stabilire non solo la causa, ma anche la dimensione del problema. Questa senz'altro va da destra a sinistra, è qualche metro ed è piazzata anche proprio sotto dove corre la famosa piattaforma dove corre il tram, che ovviamente non è proprio una cosa di grande tranquillità e che ci impone un intervento di urgenza assoluto. Continuiamo con la cronaca. Se è stato un tassista lo denunceremo e dovrà pagare. La rabbia della categoria per il video del motoscafo che sfreccia provocando moto ondoso e danni ai natanti ormeggiati, shock in laguna anche per il barchino lanciato come un missile in Rio Novo, protagonisti 2 giovani. Indignazione e collera, i sentimenti di condanna da Venezia verso il conducente di questo motoscafo che sfreccia ad alta velocità, incurante dei danni creati alle tante imbarcazioni ormeggiate. Il video, risalente a più di 2 settimane fa, girato da alcuni turisti a bordo del natante, condotto, sembra, da un giovane tassista. Ma il condizionale è d'obbligo, perché al momento non vi è alcuna certezza né sull'identità del conducente né sul modello del motoscafo. Se alla guida c'era un tassista deve pagare con una punizione esemplare, e quanto chiedono i presidenti dei taxi acqui, pronti anche ad un'eventuale denuncia all'autorità competente. Perché noi ci dissociamo da certa gente che crea questi problemi, perché questo è una cosa un po' una cosa indegna che non ci stava, ecco, tutto lì. E quindi
che prendano i sopravviventi quando sarà. Chi guida in questo modo dimostra di non possedere etica, amor proprio, né amore e rispetto per Venezia e per le persone a bordo. Il conducente, con le sanzioni relative al codice della strada e marittime, rischia anche il ritiro dei documenti per l'attività lavorativa, così i tassisti veneziani. È una condotta non idonea perché si riesce a capire bene che la velocità non è quella regolare, insomma, anzi 2 o 3 volte il doppio. Vogliono sapere chi fosse alla guida, chiedono per questo a Cafarsetti di intervenire visionando le telecamere private delle attività commerciali dell'area interessata, in particolare quelle della banca e in prossimità dell'imbarcadero CTV. E volendo potrebbe risalire alla barca in questione. Infine la condanna per i ragazzini ripresi nel weekend scorso a correre oltre 40 km orari su un barchino a Venezia lungo Rio Nuovo ai Tre Ponti, rischiando anche la vita. Ma sei mongo questo qua. E per niente abbiamo avuto un incidente anni fa che sono morti 2 pescatori di cui erano un collega per colpa di un barchino che erano di notte che pescavano e li ha affondati. Si appende al cartello stradale nel tentativo di tirarlo giù, lo prende a calci e a pugni nel cuore della notte in un incrocio di sottomarina. Nei cellulari dei Chiogiotti e non solo è diventato virale il video di uno sconosciuto ripreso in lontananza mentre tenta con tutte le sue forze di sradicare un cartello che indica le strisce pedonali. La foga è tale che a un certo punto il vandalo perde l'equilibrio e cade a terra senza tuttavia desistere da un'impresa che si è rivelata più difficile del previsto. Il cartello stradale, benché piegato, è rimasto dov'era. Presidio questa mattina in via Giustizia Mestre per dire basta allo stato di degrado in cui versa la zona, bivacchi e tossicodipendenti in ogni angolo. L'appello: il comune batta un colpo, serve un presidio fisso. La situazione di degrado qui in via Giustizia a Mestre è sempre peggio, non accenna a migliorare nonostante i tanti appelli, ma il titolare della carrozzeria moderna Paolo Favaretto non si arrende e ha deciso di organizzare un presidio insieme ai suoi dipendenti per lanciare ancora una volta un messaggio. All'indomani dell'ennesimo episodio di fronte alla sua carrozzeria ha dunque deciso di radunare chi ogni giorno si scontra con questa situazione proprio di fronte al servizio del comune, dove quotidianamente si recano tossicodipendenti e non solo. C'è un sacco di gente che dorme per strada e non è giusto questo, anche per le persone c'è una dignità. Adesso ho parlato con gli operatori sociali dentro, loro chiedono più spazio dentro per fargli dormire dentro, che è anche giusto, perché se sono dentro noi li vediamo arrivare, ma non è che vediamo sti qua che si fanno. C'è una stanza con 8 letti, ma qua ci vogliono 5 o 6 stanze, il posto c'è, io chiedo al sindaco Brugnaro e l'amministrazione e la giunta di fare qualcosa, ma non farlo fra 2 anni, farlo adesso. La situazione, raccontano gli altri, è diventata insostenibile, come documentano le immagini. Si mettono qui dalla mattina alla sera e anche i miei clienti praticamente hanno paura a entrare, a uscire, mi chiedono chi sono, cosa fanno, poi fanno baruffa, gridano, si mettono le mani addosso, arrivano le forze dell'ordine, ma fanno poco fanno, perché una volta andati via loro prendono da capo, ecco. Passano tutte le mattine tantissimi ragazzi per andare a scuola o anche gente che prende il treno, che c'è qui la stazione, per andare a lavorare. È da un anno che io vengo qua a Mestre, che lavoro tramite questa carrozzeria. Alle prime volte ero rimasto un po', scioccato da quello che vedevo. Mi hanno detto che ci farai l'abitudine, ma io l'abitudine non me la faccio e non mi piace vedere questa situazione, assolutamente non mi piace, perché è un degrado giorno per giorno sempre di più. Favaretto, che in pochi anni ha subito ben 37 furti e atti vandalici alla sua carrozzeria, ha dovuto anche posizionare delle transenne davanti al negozio, ma non è sufficiente. E aggiunge, nonostante i numerosi appelli anche al governo, oltre un incontro con l'amministrazione, nulla è stato fatto. Questione telecamere? Lì abbiamo le telecamere, vedi tutto, noi filmiamo tutto, sappiamo quante volte passano i vigili per la strada, quante volte passano la polizia. Se passano tutte le volte che dicono sarebbe una cosa importante, ma però purtroppo anche qualche settimana non passa nessuno. Io chiedo un presidio fisso delle forze dell'ordine, perché per risolvere qua ci vuole un presidio fisso, è l'unico
sistema per risolvere via Giustiziale, come stanno facendo in via Piave. Siamo diventati peggio di via Piave, ma paghiamo anche noi le tasse. Ma quando un cittadino fa un appello una volta, due, tre, ma qualcosa lo devi fare. Ma qua è 10 anni che facciamo gli appelli, ma non sono io solo, siamo in 150 e nessuno fa niente. Sulla questione sono intervenuti anche i membri del comitato di via Ulloa. Il problema è ampio, scrivono, e riguarda in modo più o meno diretto diverse aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Proprio in via Giustizia fanno presente attivo il drop-in, il miglior presidio per la sicurezza, seppur indiretta, di tutti i cittadini della terraferma, ma probabilmente servirebbe una collocazione diversa della struttura in una posizione strategica nei pressi della stazione e lontano dall'abitato. Le perplessità maggiori riguardano ancora una volta le politiche sociali del Comune in materia di riduzione del danno. Ascom lancia l'allarme, i furti a danno dei commercianti sono sempre più frequenti anche a Venezia e i numeri preoccupano. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il prefetto. È drammatico pensare che un commerciante, dopo aver fatto una giornata di lavoro, non possa chiudere la serranda del proprio negozio andando a casa tranquillo come in passato, e che viva la notte con un timore di ritrovare al mattino dopo o essere svegliato nella notte per il tentativo di scasso del proprio negozio, del proprio bar, del proprio ristorante. Una decina di denunce per furto in 4 giorni. Oltre alla criminalità in terraferma, ora anche i negozi del centro storico di Venezia vengono presi di mira e Ascom lancia l'allarme. Non si capisce se sono bande organizzate o solitari microcriminali che cercano di rubare il fondo cassa. Di fatto però stanno mettendo in difficoltà tanti negozi, perché alla fine sono più i costi di ripristino dei danni fatti che non l'oggetto del furto, che molto spesso è qualche centinaia di euro. Nonostante la presenza delle telecamere, il fenomeno si sta amplificando. Per questo l'appello è anche quello di rispondere puntando sulla sicurezza passiva. Rafforzare le difese e quindi i negozianti che si attrezzino con forse polizze assicurative con maggiori coperture, con strutture aziendali in termini di vetri, di finestre, di porte più forti, e magari allarmare le porte in modo che se vengono toccate le vetrine o le porte suoni subito un allarme. Ma ognuno deve fare la sua parte. E sappiamo che anche la Polizia Municipale è impegnata in questa azione di repressione, e quindi sarà nostra cura nei prossimi giorni chiedere anche agli assessori competenti di valutare questa situazione che sta decisamente degenerando e che in alcuni casi può portare alcune aziende a valutare se tenere aperto o chiudere, perché i costi possono diventare veramente insopportabili. Ci auguriamo che questa situazione possa venire monitorata con un maggiore impegno da parte delle forze di polizia. Abbiamo chiesto l'intervento del prefetto. Ore cruciali per sciogliere il nodo della crisi di Chioggia, mentre si attende la decisione del Ministero dell'Interno. Il sindaco Armela per ora sceglie la via del silenzio, mentre c'è già chi vocifera di una possibile alleanza con la minoranza alla luce dei dissapori con Fratelli d'Italia, uno stallo che Fratelli d'Italia ha cercato di sbloccare proponendo il segretario Penzo, ma senza successo, visti i dissapori tra quest'ultimo e il primo cittadino. Quando il nome di Penzo è riemerso come possibile assessore Armelao, ha opposto la tesi dell'incompatibilità dell'incarico, e proprio su questo il Ministero dirà la sua. Non resta quindi che attendere. La pioggia sta riducendo i livelli di PM10 nell'aria, ma i numeri registrati prima di questi giorni descrivono una laguna con livelli di inquinamento superiori a quelli della terraferma. Anche se le piogge di questi giorni hanno portato una boccata d'ossigeno a Venezia, abbattendo il livello di PM10 nell'aria, i dati non sono confortanti, registrando una situazione che rende la città d'acqua più inquinata rispetto alla terraferma, come evidenzia anche l'associazione Garanzia Civica che si occupa di inquinamento ambientale. Per quanto riguarda il 2023 è vero, ci sono state 54 sforamenti in laguna e 49 in terraferma, Parco della Bissuola e Saccafiso, sono i due riferimenti, le centraline di riferimento
conferimento di fondo urbano. Per quanto riguarda quest'anno rimangono sempre i 35 giorni come limite. A Parco della Bissuola ne abbiamo 23, abbiamo già sparato 23 pallottole, 20 per quanto riguarda Seccafisola, quindi nel 2024 Mestre sta mettendo ancora la testa avanti per il momento. Ma come mai la terraferma è riuscita a superare la laguna? Forse anche perché su Mestre c'è qualche attenzione, penso alle domeniche ecologiche, penso a un po' di... Mentre per quanto riguarda la laguna questa attenzione non c'è. A cosa è dovuto? Ad esempio ai motori marini che non vengono classificati come i motori terrestri, mentre noi in terraferma abbiamo l'Euro 2, l'Euro 5, per i motori marini questo non è previsto. Per non parlare della piaga del moto ondoso e del traffico acqueo. Gran parte dei motori che viaggiano sull'acqua sono a gasolio, sono diesel, quindi a differenza del motore benzina, il motore diesel sporca di più. Per questo le 41 associazioni sportive remiere si mobiliteranno il 14 aprile per un Open Day della mobilità nautica sostenibile in città e in gronda lagunare, una sorta di giornata ecologica, quella che in laguna manca. È un richiamo alla cittadinanza, una sensibilizzazione alla cittadinanza da parte dell'amministrazione e delle istituzioni su un fenomeno che è quello dell'inquinamento atmosferico che non si riesce a debellare. Il dramma vissuto da Gino Cecchettin per l'assassinio della figlia è diventato un libro che il padre di Giulia sta presentando in questi giorni, domani sarà a Padova, nel quale non cita mai Filippo Turetta in carcere per l'omicidio e racconta anche dei figli Elena e Davide e della moglie Monica scomparsa qualche anno fa. Le vendite del libro serviranno a finanziare una fondazione in memoria di Giulia in aiuto alle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne. Scrivere, ha detto Gino Cecchettin, mi ha aiutato ad elaborare il lutto e per far pace con il passato. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Dopo il forte maltempo di questi giorni, le condizioni saranno ancora instabili anche per buona parte della settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 5 marzo evidenzia una forte variabilità. Nella prima metà di giornata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento e di sera piogge sparse. Quota neve sui 1400-1500 metri. Le temperature saranno in aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 15 e 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità. Sulla zona montana e sulla pianura saranno possibili rovesci sparsi, altrove più asciutto. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 15-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento e in serata nuove precipitazioni. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.